Scuse da Felice Maniero al sindaco di Campolongo. A 34 anni dalla morte di Cristina Pavesi, la studentessa trevigiana uccisa a 22 anni durante l'assalto al treno a Vigonza. Troppo tardi per la zia Michela e la famiglia. Adesione attorno al 70% allo sciopero del trasporto pubblico, dagli stipendi ai turni di lavoro alla sicurezza contro le aggressioni. Da anni i lavoratori chiedono un cambio di passo. Concluso il tour del PD tra i comuni veneti per denunciare gli effetti dei tagli agli enti locali decisi dal governo e casi emblematici di Mira e Preganzioni. Intanto attaccano i Dem, si spendono soldi per il ponte di Messina. Il corteo dei metalmeccanici fin sotto la sede di Confindustria a Marghera, la rabbia e la protesta, salari da fame, lavoro precario. La polizia ha arrestato un uomo sorpreso a rubare le offerte nella cappella dell'ospedale di Messe. Dopo aver aggredito la guardia di sicurezza ha tentato di fuggire ma è stato rintracciato ed arrestato. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Felice Maniero, ex boss della Mala del Brenta, ha inviato una mail al sindaco di Campolongo Maggiore esprimendo il suo pentimento per le conseguenze dell'attacco del 1990 al treno che costò la vita a Cristina Pavesi. La famiglia della giovane studentessa trevigiana però non accetta le sue scuse. Ancora oggi non mi capacito di quel che è successo e non so darmi pace per la perdita di quella giovane vita. E anche se quella è stata l'unica volta in cui una pianificazione meticolosa è stata costretta a piegarsi tragicamente alla fatalità, ciò non mi esime dal sentirmi ancora oggi in colpa per quello che è successo. Queste parole di pentimento, scritte in una mail indirizzata al sindaco di Campolongo Maggiore, sono di Felice Maniero. L'ex boss della Mala del Brenta ha voluto esprimere il suo pentimento al suo paese d'origine, Campolongo Maggiore, e alla famiglia Pavesi. La lettera è stata consegnata al sindaco Mattia Gastaldi durante la terza giornata comunale della legalità, istituita il 13 dicembre per commemorare l'omicidio della giovane studentessa di Conegliano, uccisa nel 1990. Non sta a me decidere sulla veridicità o sulla bontà dello scritto. Credo però sia un segnale importante che diamo alla comunità, un segnale molto diverso di inversione di rotta, insomma, quindi di una persona che, se effettivamente, sinceramente pentita. Inimmaginabile e imperdonabile il dolore provocato e non posso che sentirmi vicino alla famiglia Pavesi. Continua nella lettera l'ex boss. Credo sia giusto ricordare per sempre Cristina Pavesi e giudico positivo che la mia casa sia stata intitolata alla sua memoria. Ma la famiglia Pavesi, tramite la zia Cristina, Michela Pavesi, sempre in prima linea nel portare avanti la memoria della nipote, non è disposta a raccogliere le scuse. Questa cosa arriva troppo tardi, non credo al pentimento e non lo perdono. Non allevia il dolore della famiglia, ma però dà un segnale importante a un territorio ed è anche un segnale importante in qualche maniera nel cercare di demolire quel mito mafioso che non esiste più. Dagli stipendi ai turni di lavoro per carenza di personale alla sicurezza contro le aggressioni, da anni i lavoratori del trasporto pubblico locale veneziano chiedono un cambio di passo e l'adesione allo sciopero di oggi è stata attorno al 70%. Le code di auto per arrivare a Piazzale Roma, dove ci sono altre code, questa volta di passeggeri, in attesa di trovare un autobus, sono diventate le immagini iconiche del crescente travaglio dei lavoratori del trasporto pubblico locale, uno dei settori più in fermento a Venezia, dove lo sciopero, indetto a livello nazionale dall'USB, ha registrato adesioni attorno al 70%. Le motivazioni dello sciopero sono le carenze del personale, i salari che sono fermi da troppo tempo, l'equilibrio vita-lavoro che è sempre messo in discussione da turni sempre più massacranti e i soldi che mancano, tutti argomenti che sono stati posti nel tavolo al Ministro, il quale pensava che fosse più importante la giornata di oggi per gli acquisti natalizio. Per carità, sacrosanta la cosa, però i problemi vanno affrontati. Proprio il ministro dei trasporti si è visto bloccare dal TAR la precettazione che avrebbe ridotto da 24 a 4 le ore di sciopero. Per colpa di un giudice, ha chiosato Salvini, sarà il caos.
Effettivamente il Ministro ha avuto ragione, oggi è scoppiato il caos, ma la colpa è tutta sua, non assolutamente del TAR e tantomeno nostra, che abbiamo indetto e proclamato uno sciopero nei termini della legge, la 146 del 1990. Le cose peraltro sembrano destinate a peggiorare. Nel 2025 da Roma arriveranno in Veneto 34 milioni in meno per le aziende di trasporto, ma lo sciopero di oggi non è solo di autobus e vaporetti. Le condizioni di lavoro sono sempre peggio. Abbiamo ferrovieri che oggi stanno scioperando per chiedere migliorie alla loro condizione di vita. Abbiamo tutti i settori del pubblico, dalla sanità contro le privatizzazioni, contro il carovita. Picchetti davanti alla sede delle aziende d'un corteo che a Marghera ha manifestato sotto Confindustria, metalmeccanici veneziani in sciopero dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Fare il metalmeccanico è un lavoro pesante, gli stipendi sono bassi e quegli stipendi sono erosi da tasse e dall'inflazione. Dopo mesi di incontri serviti sostanzialmente solo a ribadire quanto le posizioni siano distanti, il tavolo di trattativa tra sindacati e Federmeccanica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro è saltato. Nelle principali aziende del veneziano, l'adesione allo sciopero unitario decretato da FIOM, FIM e UILM ha toccato percentuali che oscillano tra il 98 e il 70%. Dopo 8 mesi di trattativa con Federmeccanica, Federmeccanica si assume la responsabilità di non aver dato nessuna risposta su salario, orario di lavoro, welfare, sanità integrativa e salute e sicurezza. Federmeccanica ci ha consegnato una loro proposta, una proposta che noi abbiamo definito oscena, che non risponde minimamente alle nostre richieste, ma soprattutto alle richieste che sono state votate da più di 400.000 lavoratori e lavoratrici metalmeccanici in tutto il paese. Ogni provincia ha modulato le ore di protesta a seconda delle specifiche situazioni locali, con iniziative a Vicenza, Padova, Venezia e Verona. Oltre ai picchetti all'alba davanti alle aziende, a Marghera un corteo partito dal Palexpo ha raggiunto la sede di Confindustria. Noi crediamo che gli imprenditori oggi abbiano un atteggiamento miope su quello che è il futuro. Oggi c'è un cambiamento in atto e questo cambiamento non solo deve rispondere ai profitti delle imprese, ma deve rispondere in qualche modo anche alle esigenze dei lavoratori. Oggi per il lavoratore arrivare a fine mese è diventato sempre più difficile. Noi abbiamo chiesto un aumento di 280 euro sui minimi contrattuali, che non recupera interamente l'inflazione che c'è stata in questo paese. Noi chiediamo un maggior rigore e vincoli sull'utilizzo dei contratti precari, chiediamo delle misure, delle normative più stringenti sull'utilizzo degli RLS per le normative di sicurezza, visto gli infortuni e i morti che continuano a esserci dentro i luoghi di lavoro. Ad amareggiare i lavoratori è che persino la classe politica di questo paese non sia in grado di pianificare una strategia economica di lungo corso. Questo governo e tutti i governi precedenti per quanto riguarda il mondo dell'industria non hanno mai avuto una visione di prospettiva, vedi l'automotive. Quindi ripeto, manca completamente una visione di politica industriale in questo paese e anche su questo noi ci batteremo. Si conclude la campagna Pagano i cittadini, promossa dal Partito Democratico del Veneto per denunciare gli effetti dei tagli agli enti locali decisi dal governo Meloni. Abbiamo una manovra di bilancio fatta di solo tagli alla sanità, tagli agli enti locali, tagli alla scuola, nessun investimento per il lavoro. Tra i tagli previsti dalla manovra economica del governo Meloni c'è anche quello agli enti locali. Grandi o piccoli che siano, i comuni si troveranno di fronte alla scelta obbligata di aumentare le imposte o di tagliare i servizi. In entrambi i casi pagano i cittadini, sostiene il Partito Democratico Veneto, che ha chiamato così la propria campagna di informazione sugli effetti della politica governativa. Comporterà una diminuzione della qualità della vita nei comuni perché aumenteranno le tasse locali, i trasporti, i servizi, l'assistenza, le mense e verranno meno anche possibili investimenti pubblici che sono in corso, così come quegli interventi contro il dissesto idrogeologico, soprattutto in un momento come questo di grave crisi climatica. Il focus del Partito Democratico ha portato cifre e testimonianze di sindaci da tutto il Veneto. Ad esempio, tra tagli alla spesa corrente e aumenti obbligati, Vicenza avrà 12 milioni in meno nei prossimi 3 anni e i tagli alla spesa corrente rischiano di vanificare i progetti del PNRR. Nello stesso periodo, Preganziol perderà 200.000 euro, mettendo a rischio il sostegno alle famiglie in difficoltà.
A Mira i tagli di 150.000 euro annui si accompagnano ad un ulteriore $500.000 di costi non coperti che metteranno in difficoltà i servizi abitativi e sociali. Ad Abano Terme un totale di 650.000 euro di tagli aumenterà le spese per le politiche abitative e l'assistenza agli indigenti. Mentre taglia i comuni e l'affondo del PD, il governo spende in progetti discutibili. Al miliardo che viene speso per esempio per le rotte in Albania per portare i migranti in un centro che è vuoto, soldi dei cittadini italiani, oppure le risorse per il ponte sullo stretto di Messina che oltre a essere molto rischioso anche dal punto di vista sismico non ha una certezza. Mi domando anche la Lega come faccia davvero, anche qui da noi, a sostenere questi tesi. Tagliamo i soldi ai comuni ma diamo i soldi al ponte sullo stretto di Messina. La sanità, ora sul virus del Congo si sa ancora ben poco ed il Ministero è in attesa degli esami di laboratorio sul caso sospetto registrato a Lucca. In Veneto si punta comunque sulla preparazione degli addetti ai lavori e sull'esperienza fatta con il Covid. Mentre sul virus del Congo nasce una task force del Ministero, un gruppo di esperti che affronteranno questa situazione, anche in Veneto la Regione attende informazioni da Roma con riunioni che si ripetono in questi giorni tra i dirigenti sanitari regionali e il Ministero. Con una trentina di decessi su oltre 400 casi in Congo, il picco potrebbe esserci già stato a novembre. Però voi sapete che come tutte le informazioni che vengono da paesi più lontani, con un'organizzazione sia sanitaria che anche informativa molto meno strutturata della nostra, vanno prese con le pinze perché non tutti i territori sono indagati, non si sa fin che punto, fin dove. L'Italia ha il vantaggio di avere laboratori che immediatamente valutano e analizzano gli agenti e le malattie e questo è un grande vantaggio. Ecco, lì non è così immediato, quindi faticano a fare diagnosi, ma per dire potrebbero essere anche patologie assolutamente note, dall'influenza al Covid, alla malaria, ad altre malattie infettive. Ecco, quindi come sempre non dobbiamo fasciarci la testa prima di farci male. Il Covid ha insegnato anche in Veneto a tenere la guardia molto alta e quindi anche in questo caso si indaga a fondo prima ancora di avere certezze sulla malattia. Dobbiamo sapere che quando partono queste cose partono con una velocità incredibile e quindi questo è il motivo per cui bisogna essere presenti prima, perché poi il malato che ti arriva e viaggia e te lo porta non è che ti telefona per dirti che arriva in Italia o in Europa o da qualche altra parte. Nessun allarmismo dunque, ma solo la certezza di avere fatto esperienza con l'emergenza degli scorsi anni. Ma la forza in questi casi qua è aver fatto esperienza. Aver fatto esperienza ti scatena al momento della necessità l'attivazione che serve. Ecco, io su questo sarei più tranquillo. Poi, come sempre, dipende da quant'è l'impatto e le risorse che si riescono ad avere. La polizia ha arrestato un uomo sorpreso a rubare le offerte nella cappella dell'ospedale di Mestre. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un addetto alla sicurezza dell'ospedale mentre era intento a forzare la cassetta delle offerte, appunto con l'aiuto di un oggetto contundente. Dopo aver aggredito le guardie di sicurezza, l'uomo ha tentato di fuggire ma è stato rintracciato ed arrestato dagli agenti. Il questore di Venezia ha sospeso per 7 giorni la licenza di un negozio di dolo dopo che il titolare è stato sorpreso a vendere alcolici a minorenni senza verificarne l'età. La polizia amministrativa e sociale ha adottato il provvedimento basandosi sulle segnalazioni dei carabinieri. La notifica della chiusura è stata eseguita dai poliziotti di Marghera e dai carabinieri. Il tradizionale concerto di Natale della Procuratoria nella Basilica Cattedrale di San Marco con la partecipazione della Cappella Marciana sarà il primo evento ufficiale del nuovo Consiglio. Continuiamo a farvi conoscere i nuovi consiglieri appena nominati. La sua nomina aveva sollevato qualche polemica, ma Renato Poletti, originario di Belluno e nuovo componente del Consiglio della Procuratoria di San Marco a Venezia, guidato dal primo procuratore, l'avvocato trevigiano Bruno Barel, non si scompone e spiega. Sono cresciuto professionalmente i primi anni a Venezia e sono sceso a Roma nel 1987, quindi da là si interrompe la mia presenza lagunare. Ci torno volentieri. A 70 anni le sfide un po' preoccupano, un po' vanno accettate, si decide di accettarle e speri sempre di portarle a termine nella maniera migliore possibile.
Dopo Paolo Chiaruttini e Chiara Boldrin, ecco Alberto Torsello, architetto veneziano, fautore di importanti recuperi in città, tra i quali quello della Scuola Grande della Misericordia. Motivo di orgoglio da veneziano di poter aiutare questa città grazie all'esperienza che hai maturato negli ultimi 40 anni di lavoro. Io naturalmente mi occuperò della parte tecnica, e la primissima cosa è quella di garantire che ci sia la continuità nelle maestranze. La cosa di cui io sono più preoccupato ovviamente è che mancano o si stanno assottigliando le competenze legate ad alcune discipline. E siamo alla rubrica dedicata ai vostri presepi. Oggi vediamo la rappresentazione della Natività di Marco Casagrande della Gazzera. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le nostre previsioni del tempo. Arrivederci.